Allora Presidente, adesso le do la parola per ribattere un po' le posizioni, i diversi modi di sentire, di percepire la realtà. Beh, è chiaro che la visione è un po' diversa nei confronti che ci sono, che però, come ripeto, riguardano ancora una volta le parti sociali. Io ho percepito la volontà politica della Regione di affrontare i temi forti, quindi la tutela del territorio, il rilancio Quali sono gli dell'economia. ostacoli secondo lei? Perché poi tanti piccoli imprenditori tante volte lo tirano fuori, cioè se ci attiviamo in questo senso si muove anche un po' l'economia. Beh, io vorrei dire che A parte i c'è patti di una stabilità. crisi della politica. È una crisi della politica che mette in difficoltà anche gli amministratori, perché nel momento in cui c'è una giunta, un presidente regionale, deve fare poi i conti con le forze politiche e quindi magari anche la volontà di costruire qualcosa può essere frenata e questa io noto che c'è una certa difficoltà. Ecco. Però i progetti, la volontà politica di intervenire su quelli che sono i temi forti, io l'ho vista, la intravedo, vedo anche la difficoltà di realizzarla, però non vorrei lanciare una croce addosso a chi governa, sarebbe come noi che siamo amministratori Certo, di sì, questa sì. realtà venissimo accusati di non fare certa progettualità. Se non siamo in grado di farla perché non ci sono le condizioni, evidentemente è un limite che non possiamo superare. Ecco, da questo punto di vista anche la nostra fusione è significativa. Però lei ha citato il piano casa. Il piano casa secondo me è emblematico di questa difficoltà o di questa crisi della politica e non solo, perché poi ci sono anche altri problemi. Infatti, La Regione, dal nostro punto di vista, si è mossa benissimo sul piano casa, ha dato un assist formidabile al settore. Però poi cosa ha trovato le amministrazioni locali che si sono opposte, che hanno un po' vanificato questo, che lo stanno contrastando con i mezzi che hanno. Forse più per colpa della burocrazia magari, infatti volevo che arrivare a si questo, vede attenzione, non tolta, è, infatti, tolta non è magari una questo fettina di quello che volevo, potere. esatto, quello che volevo chiedere tanto a lei quanto a lei che rappresenta le parti sociali. Siccome alla fine determinati sforzi vengono fatti, determinati, chiamiamoli proclami, che poi vorrebbero essere anche attuabili e tutto, ma c'è sempre un intoppo. Agli alti poteri, o bassi che si voglia, di Roma, Sì. bassi nel senso geograficamente più bassi di Roma, io cito sempre Cottarelli perché è stato eclatante quello che ha detto, Sì, forse è sì. passato in subordine, però l'ha detto chiaramente, cioè di capi di gabinetto, ha fatto capire, cioè la burocrazia l'ha bloccato, documenti non inviati, è una cosa scandalosa, cioè che grida orrore, ma vabbè, non si può parlare. Vuol dire che questa burocrazia, incarniamola, vediamoci nomi e cognomi e tiriamo fuori, è fattibile farlo, ma non lo si vuol fare, blocca, imbalsama il nostro paese. Perché? Perché più ce n'è, più si automantiene, si autogenera, si autoalimenta ed è un sistema costituito. Tu puoi mettere, perché si diceva fuori onda, destra, sinistra, non ci sono idee, non ci sono cose, non c'è nessuno che spicchi, quindi che ci resti il governo attuale, che cambi, che faccia, non succede mai niente. Lei stesso dice, arriviamo alle amministrazioni, tanto è vero che era la burocrazia territoriale, Sì, io sono locale convinto di che sì, che bloccava con questi, addirittura cioè, lo ricordo benissimo perché c'erano cittadini che ci scrivevano, dicevano ma porca miseria, sto piano casa, dice questo, il burocrate locale mi sta ponendo freni, pali, paletti, è ovvio, deve giustificare il proprio posto di lavoro a questo punto, oppure è talmente responsabilizzato che dice non me ne frega niente, io non firmo perché non mi assumo responsabilità e quindi ti chiedo anche la virgola. Quello che succede anche per l'Italia che blocca i progetti europei, perché è la stessa identica cosa, i progetti europei non vanno avanti perché? Perché ti chiedono l'asterisco da mettere, cioè il burocrate è talmente è un meccanismo perverso che è difficilissimo da bravissimo, scardinare questo e forse è il questo problema. vanifica anche la buona volontà di chi governa di far fare questa svolta. Ma Cioè voi i stessi, progetti della Regione, io li ho sentiti, sono assolutamente condivisibili, che non si debba più usare il territorio, consumare beh, ci territorio. manca, Ormai è un dato di siamo fatto d'accordo e acquisito. anche le normative regionali stanno andando in questa direzione. Ma poi se vedo che un burocrate locale
che ovviamente fomenta il sindaco, no, del comune, vanifica una potenzialità di occupazione, di lavoro, di economia, adducendo delle cose che sono pretestuose assolutamente, delle problematiche che non hanno una giustificazione reale, ci troviamo a sbattere sul famoso muro di gomma, ecco. Quindi non è che dobbiamo difendere tutto, però secondo me è opportuno sottolineare che anche la buona volontà dell'amministratore a volte viene vanificata dai meccanismi. Non posso fare un nome, chi è il segretario comunale, il tecnico che è all'ufficio, non è che si possa dire questo o quello, però c'è un meccanismo tale, perverso sicuramente, che in questa fase storica evidenzia tutti quanti i limiti del sistema. Ecco. Quindi capisco anche la volontà di denunciare certe situazioni, però secondo me è anche opportuno accusare chi veramente è accusabile, insomma, non si può fare un calderone dove viene messo dentro tutto. C'è l'inefficienza, c'è la necessità di avere una forma di politica, il fare politica nel senso nobile del termine, che va migliorato, però bisogna anche rimuovere questi ostacoli che sono la palla al piede di tutto il sistema economico. Voi non la vedete da questo punto di vista, sotto questo profilo? No, ma io sull'analisi posso anche condividerla, nel senso che la burocrazia uccide, che ci sono dei burocrati... Sono stati tutelati dai sindacati. Che diciamo che non cambiano nulla, eccetera, eccetera. Detto tutto questo, però mi viene da dire, va bene, che facciamo? Quando nel mio comune si elegge il sindaco, quindi il consiglio comunale ha la sua maggioranza, eccetera, il mio sindaco del mio comune ha il dovere, diritto e avanti, è la responsabilità di fare quello che deve fare. Cioè, se a un certo punto c'è il segretario comunale che non risponde, c'è magari quell'altro che... Perché anche nella nostra regione, perché sarebbe troppo facile andare fuori dal Veneto a citare, perché nella nostra regione quando c'è qualcuno che si assenta dal posto di lavoro deve essere la finanza a trovarlo, la polizia, eccetera, e perché non c'è un responsabile che denuncia questa cosa? Cioè, secondo me manca la responsabilità a tutti i livelli. Cioè, io capisco che è un muro di gomma, perché ecco, non lo sottovaluto, anche di onestà, però c'è un problema anche da dire. Il sindaco a un certo punto dice, beh, ascoltate gente, io mi dimetto e denuncio questo e questo, e i cittadini che sono i padroni del territorio, cioè, hanno il cartellino di chi deve andare su, ne terranno conto. Ci vuole un po', secondo me, bisogna ritornare un po' alla verità delle cose, perché noi non continuiamo a dirle, si dice la responsabilità è tua, è sua, è di tutti e non è di nessuno. E andiamo avanti, e andiamo avanti. Allora, dei burocrati non si riesce a cambiare la politica, perché è vero, su questo sono d'accordo, la politica è fragile, è debole ed è sottoposta. Le corruzioni dei vari politici, cioè io non li vedo come politici forti, ma sono politici deboli perché si accettano di tutto, pur di star lì ad avere in mano il potere. Ma è un potere che gli viene dato da altri che gli danno i soldi, cioè è perverso tutta quanta la questione, è una situazione veramente... Però dobbiamo ritornare alla responsabilità. Ognuno di noi, lei ha la responsabilità di condurre la trasmissione, io ho una responsabilità, il Presidente ne ha una, e ognuno ha delle responsabilità. Ma secondo me non è una questione molto, perché io anche mi riferisco all'estero, come ci vedono in Germania, per un esempio, visto che la Germania è sempre del mezzo, di onestà. Cioè io faccio bene le mie cose perché ne sono convinta di quello che faccio, è per onestà, c'è un principio etico a questo punto. E all'estero ci dicono, ma com'è possibile che si verifichino così tanti episodi in Italia? Parlavo anche recentemente con un imprenditore che era venuto in visita qui. È sconvolgente, vuol dire che di base voi italiani avete un problema nel vostro DNA di, tra virgolette, opportunismo, un po' di disonestà, c'è questa piccola matrice mediterranea che imperversa nel nostro popolo, perché non è materialmente, è esasperante. Sì, ma qui sta passando il messaggio che tutti i politici, tutti gli imprenditori siano corrotti. No, tutti no, per carità. Ecco, però secondo me va sottolineato questo, ci sono sicuramente delle mele marce, sono troppe, può darsi. No, per fortuna ci sono gli onesti. Però ecco, io vedo che la maggioranza delle persone lo fa con spirito
costruttivo, con spirito sociale. È che ne vengono fuori talmente tante, guardi che Sì, no, però, è esasperante. senta, ne vengono fuori questo troppe. è vero, però noi Cioè, i abbiamo... giovani addirittura non ci credono più, perché No, beh, quello che viene fuori è... Noi abbiamo una caratteristica, oltre a quel discorso di essere un po' furbi, eccetera, eccetera, girare Ecco, le furbi, norme, le bravo, logiche, sì. perché furbetti, e ci vantiamo anche di essere. Poi abbiamo un'altra caratteristica che secondo me supera la furbizia, è l'autolesionismo. Siamo contenti e ci godiamo a darci le martellate sui denti, cosa che non fanno in altri paesi, perché noi un mese fa siamo stati a Berlino. A Berlino stanno facendo una dell'opera, un cantiere, 500 lavoratori che ci lavorano, stanno ricostruendo un castello. Sapete chi è il capo del progetto di tutto quanto? È la grande potente Germania, dove gli italiani li vede tutti quanti. È un architetto di Vicenza, l'architetto Stella, è il capo del progetto. Adesso mi domando, se noi siamo proprio così scalcinati, e sto sempre con parole del settore, noi abbiamo purtroppo l'abitudine di negare quel poco di buono che facciamo e continuare a darci. Poi, detto tutto ciò, questo per spezzare mezza lancia a favore, ma detto tutto ciò poi siamo i furbetti, perché nel nostro paese chi evade, chi ruba eccetera è solo più furbo, non è un ladro come dice Papa Francesco a proposito del pane sporco. Noi dovremmo dare significato un po' alle parole. Per noi il furbo è furbo chi passa la fila, chi magari davanti a casa invece di spazzarci ci butta dentro la cosa davanti, chi dalla macchina tira giù e butta fuori il pacchetto. No, ma è bravissimo, lei ha detto una cosa importantissima. Cioè bisogna ritornare alla responsabilità individuale, la responsabilità ed è quello personale dell'amministratore, nostra, noi perché siamo qua? Perché abbiamo fatto un progetto e abbiamo messo mano al tutto il coraggio e alla responsabilità che potevamo fare per farlo. Se ci fosse questo nel nostro paese, noi siamo un paese meraviglioso. No, ma lei ha ragione. Proprio per terminare, che siamo fuori tempo massimo, il settore edile ha una grande responsabilità in questo, perché le parli con tutti i consumatori. Hanno costruito come Dio non voleva, le hanno approfittato, sono state la categoria veramente tra le categorie in assoluto, ne sono consapevoli perché possono dire quello che vogliono, lo sanno, che hanno fatto proprio il disastro, sono stati autolesionisti, nel senso che se avessero quello che vediamo il non venduto è disastroso, io veramente lo vede anche a occhio nudo un profano, poi l'esperto raddrizza i capelli. Per quello dico, adesso bisogna veramente fare un'inversione di rotta, c'è una consapevolezza che a un certo punto il male che fai agli altri poi diventa un boomerang per te stesso. Ecco, allora noi siamo qui certo, perché vogliamo rappresentare e far crescere la parte positiva di questo mondo. Perfetto. Quindi... Ecco, e siamo felici e anche orgogliosi di essere arrivati fin qui e daremo tutte quante le nostre forze perché questo processo possa completarsi, migliorare nell'interesse di chi rappresentiamo ma anche dell'intera collettività. Perfetto, io vi ringrazio di essere stati qui con noi, vi auguro un buon lavoro, quindi questa è la grande novità, nasce di Cassa Veneto, avete visto che non è una cosa tanto da poco, ma anzi è importantissima, prima in Italia a questo punto, quindi anche diamo un buon esempio. Grazie ancora, buon proseguimento e noi ci vediamo presto, arrivederci.